Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi parliamo di un argomento molto importante proseguendo la carrellata delle leggi della magia. Sono le leggi che appunto approfondiamo grazie all'opera di Trismegisto con la tavola di Smeraldo. Allora, la sesta legge della tavola di Smeraldo tratta appunto dell'armonia dei contrari. L'enunciato, lo leggo perché non l'ho mandato a memoria, perciò l'enunciato dice: tu avrai, possiederai, con questo mezzo tutta la gloria del mondo, e perciò ogni oscurità andrà lontana via da te. È la forza forte di ogni forza, perché essa vincerà ogni cosa sottile e penetrerà ogni cosa solida. Allora, va assolutamente notato che questo enunciato è disposto su 6 righe. Abbiamo già visto come Ermete sfrutti non solo una determinata struttura che va a sottolineare l'importanza di alcuni termini, rafforzandone altri, facendo dunque riflettere sul suo reale significato. Abbiamo visto anche che si serve di una struttura visiva che ci permette appunto di capire anche quali sono i messaggi che possono arrivare appunto dai numeri o dalla simbologia stessa che assume l'enunciato di volta in volta. Dunque 6. Che cos'è che possiamo associare al numero 6 in magia come simbolo o come immagine? Il sigillo di Salomone, vale a dire la stella a 6 punte. Dunque riconosciamo infatti che l'enunciato di Ermete è suddiviso, non può essere perché c'è un punto alla terza riga, è suddiviso in due, 3 più 3. Allora, non è forse la stella a 6 punte, ovvero il sigillo di Salomone, suddiviso in 2 triangoli perfettamente intersecati fra loro? Dunque non sono 2 triangoli, 3 punte, 3 più 3 che formano comunque un'unità di 6? Perfetto, dunque già a livello ottico, già attraverso la struttura, ci aiuta a comprendere un simbolo. Ma vediamo, tu avrai, possiederai con questo mezzo tutta la gloria del mondo e perciò ogni oscurità andrà lontana via da te. Questa è la prima terzina, la prima diciamo, frase che compone questo assunto. Chi è questo tu? Abbiamo già visto nelle precedenti leggi che addirittura nella legge del pentagramma vi è proprio un passaggio di riconoscimento dalla figura che all'inizio è una persona qualunque, una persona illetterata, diciamo così, ignorante riguardo le leggi universali, ma che attraverso appunto il suo impegno indefesso, costante, continuo, industrioso lavoro accede a una conoscenza superiore. Dunque questo tu è la persona che ha già lavorato su di sé, che ha conquistato una buona parte della conoscenza. Quindi questo tu possiederai con questo mezzo. Quale mezzo se non l'aver conosciuto le leggi e averle studiate e applicate? Con questo mezzo tu possiederai tutta la gloria del mondo. Cosa ci vuole dire? Che è la conoscenza di queste leggi e la successiva applicazione delle leggi quello che ci permetterà appunto di capire come funziona il mondo, come si ottengono i risultati e come è strutturato effettivamente questo mondo. Dunque ci esorta a studiare, applicarci e a conoscere senza timore appunto e con impegno ad affrontare il nostro solve et coagula.
Questo ovviamente come si traduce? Abbiamo visto che la legge del pentagramma, il pentagramma può essere orientato verso l'alto o verso il basso e a seconda dell'orientamento stiamo rivolgendoci a una conoscenza di un certo tipo o di un altro tipo. Non ci fossilizziamo o non ci irrigidiamo su una definizione di bene e male, ma lasciamo invece aperto il senso della dualità e la necessità di apprendere appunto anche il funzionalismo, il funzionamento del dualismo e l'importanza appunto che questo ha in ogni aspetto, compreso il sentiero, il percorso iniziatico, comunque di comprensione delle leggi. Dunque abbiamo detto appunto che orientando il pentagramma verso l'alto e verso il basso abbiamo due figure differenti che possono essere a questo punto sostituite dall'esagramma, cioè da questa stella a 6 punte dove appunto abbiamo un triangolo che volge verso l'alto e un triangolo che volge verso il basso. Il triangolo che punta verso l'alto idealmente è rosso, poiché raffigura appunto la sua funzione attiva. Infatti il rosso si rimanda idealmente all'elemento fuoco, che è la parte appunto più attiva, no? È l'elemento di azione della situazione, è l'elemento creativo, mentre la parte nera, che corrisponde al triangolo verso il basso, è l'elemento passivo, ricettivo di questa situazione. Dunque abbiamo appunto di nuovo attivo-passivo, ecco che ancora una volta abbiamo l'equilibrio degli opposti. Insieme questo sigillo può essere disegnato bianco. Ecco che abbiamo la summa non plus ultra della magia. Io ho detto che idealmente noi dividiamo la magia fra bianco e nero, la magia bianca e la magia nera, e indicando così come nel bianco si faccia la magia del bene e nel nero la magia del male, ma sono osservazioni assolutamente riduttive quelle che vengono fatte in questi termini, perché non è esattamente così che funziona, cioè non è esattamente questo il vero senso, poiché il bianco a tutti gli effetti è il colore che include tutti gli altri colori, perciò per logica il bianco è il colore della magia senza colore, cioè è il colore della magia che comprende tutte le altre tipologie di magia e in realtà sarebbe più giusto contrapporre il rosso al nero, anche se noi non lo concepiamo a livello intuitivo subito, però se riflettiamo sul fatto che il rosso corrisponde, come ho detto, alla fase attiva, la fase attiva è la prima forza che discende dalla cascia, dal regno dove appunto risiede l'elemento spirito. Il primo a discendere è l'elemento fuoco associato al rosso corrisponde alla luce. L'elemento fuoco infatti può essere ricondotto alla frase e luce fu. Dunque in realtà la luce su questo piano corrisponde al colore rosso. Dunque nero, rosso, l'insieme e la perfezione della magia è la magia bianca. Ma attenzione ovviamente non nell'accezione che se ne fa di consuetudine, cioè non è la magia bianca la magia buona, ma è la magia che si muove fra forze distruttrici nere, forze che costruiscono rosse. Detto questo, ovviamente, continuiamo con l'assunto che ci suggerisce Ermete, e cioè perciò ogni oscurità andrà lontana da te. Cosa intende per oscurità? Semplicemente
l'oscurantismo, il buio dell'ignoranza. Nel momento in cui noi siamo a conoscenza delle leggi, le abbiamo imparate, le abbiamo applicate, ci siamo esercitati, l'ignoranza matematicamente scompare, si dissolve, si allontana, come se fosse un male che ci abbandona e dunque siamo a questo punto liberi da questa oscurità nella nostra vita. Ma come? Attraverso la morte mistica, perché mettere in discussione tutto quello che noi conoscevamo e tutto quello che davamo per certo prima di questo percorso equivale un po' a morire in vita, ad abbandonare una struttura, uno schema che comunque non ci conduceva da nessuna parte e in un certo senso a rinascere e dunque a partire con nuovi presupposti che allontanano da noi l'ignoranza. La successiva interna di frasi è la forza forte di ogni cosa perché essa vincerà ogni cosa sottile e penetrerà ogni cosa solida. Allora, la forza forte di ogni forza, la forza forte di ogni forza, forza, forte, forza. Intanto e compare 3 volte, perché la triade, e cioè la manifestazione del divino, non può che essere i 3 elementi, l'abbiamo già visto, dunque forza forte di ogni forza. Questo ci conferma che la creazione parte ovviamente dall'uno, però l'uno su questo livello non può che essere il 3, perché è un livello dove abbiamo già visto appunto il potenziale si manifesta tra positivo, negativo, neutro, dunque ecco che siamo lì nella triade che però è sempre uno, ci rimanda all'unità e era necessario però scinderlo e sottolineare che è una triade per diverse ragioni. Primo perché ci sta spiegando la legge dell'esagramma e secondo per ricordarci che appunto su questo piano non dobbiamo scordare appunto le leggi precedenti solo perché parliamo dell'esagramma. Allora, la forza forte di ogni forza, non plus ultra, cioè quello che è in grado di fare qualsiasi cosa, la forza forte di ogni forza. È un sottolineare triplice che stabilisce appunto la sua eccezionalità al di sopra di tutto il resto. Perché essa vincerà ogni cosa sottile, penetrerà ogni cosa solida. Allora qua ci dà un'altra chiave, vincerà e penetrerà. A questo punto cosa ci sta dicendo? Vincere e penetrare. Vincere ci dà un'idea di qualcosa che si innalza, no? Che va al di sopra del resto ed al di sopra in questa condizione di elevazione è più forte, forza forte, forte di ogni forza, vince. Perciò cosa vince? Dove si eleva? Nel sottile. Cos'è il sottile? È il piano mentale. Dunque ci sta riportando all'idea dell'idea, vale a dire ci sta ricordando che tutto nasce, ha origine nel piano mentale e nella prima idea che il creatore o comunque questa mente universale ha nei confronti della creazione. Forza forte di ogni forza vince, si eleva, va nel sottile e penetra ogni cosa solida. Qui abbiamo un'altra chiave. Penetra significa che discende, allora abbiamo una parte che si eleva, il triangolo verso l'alto, e una parte che discende, il triangolo verso il basso, che sono però per paradosso parti di un unico aspetto, perché ci si eleva vincendo appunto nel sottile, cioè nell'astrale, nelle forze dove l'idea prende forma e discende per creare. Dunque abbiamo qui un nuovo concetto che ribadisce i precedenti, dove si comprende che è un percorso a doppia mandata, si sale e si discende, si eleva
per dare un'idea creativa che ha già il potenziale di discesa e si discende per trasformare il potenziale dell'idea. Ecco che torniamo a dire che non c'è una vera opposizione fra le cose, ma c'è una collaborazione, è un tutt'uno. E anche in questo frangente, anche in questo caso, ci sta spiegando appunto una simbologia forte. Dunque, che cos'è questo sigillo di Salomone? È il simbolo della conoscenza. Mentre il pentagramma è il simbolo del perfezionamento e in un certo senso può essere ricondotto a un significato personale, univoco di un'identità, il sigillo di Salomone ci parla di una realtà universale. I mondi sono in comunicazione, l'essere umano si pone al centro come essere che vive in una struttura universale, in una struttura che respira insieme a lui, che cresce insieme a lui, che è parte di quest'idea del divino, ma nello stesso tempo, ed ecco che è microcosmo rispetto al macrocosmo, ed elevando va a conoscere il macrocosmo, e abbassandosi, e cioè guardando all'interno del proprio microcosmo, ecco che conosce quali sono i suoi mondi interiori e li può mettere in relazione col macrocosmo. Da qui proviene la perfetta conoscenza delle leggi e la comprensione appunto di come tutte le cose si muovono e sono orchestrate da questa mente grandissima, meravigliosa, che ha un piano, un progetto ben preciso. E questa legge ce lo fa comprendere, ci fa comprendere come tutto sia perfettamente strutturato e orchestrato. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio e a presto dalla vostra Hildegarda.